Ciao a tutti, io mi chiamo Elisa Bugin e adesso vi presenterò un progetto che mi ha coinvolto e in realtà non me l'aspettavo. E questo è un progetto che si deve a Leandro Schizzi, che sta dall'altra parte della videocamera. Quindi ciao Leandro, fatti sentire. Ciao, sono qua. Ok. Uhm, io Leandro è la seconda volta che lo vedo di persona. Ehm, mi ha contattato attraverso Instagram e, ha dimostrato interesse per un mio profilo, in realtà molto parco ancora di fotografie e di storie, e il mio profilo si chiama Memorie e Tradizioni. E adesso vi presento un attimino questo progetto e, il mio profilo, anche se del mio profilo mi interessa ben poco, mi interessa il progetto che, lo ha coinvolto. Il mio profilo Memorie e Tradizioni è nato grazie ai miei alunni, durante la DAD, la didattica a distanza. Prima ancora, durante il primo lockdown, prima ancora che ci fossero le piattaforme didattiche di Google e di Microsoft, ehm, non avevamo noi professori mezzi per raggiungere i nostri studenti, e quindi abbiamo fatto tutto il possibile e abbiamo anche qualcuno di noi ha anche dato il proprio numero, di telefono, e quindi attraverso WhatsApp ci scambiavamo informazioni nei primi periodi durante il lockdown, e quindi i miei alcuni dei miei alunni hanno avuto il mio numero di telefono, l'ho dato io a loro e io ho avuto il loro numero. Cos'è successo? Qualche volta io pubblico degli stati WhatsApp, relativi a luoghi che io visito. Mi piace visitare luoghi, mi piace tanto la mia regione che è il Veneto, mi piace il Triveneto, mi piacciono, i luoghi che hanno una storia, che hanno qualcosa da raccontare, anche molto semplici, però devono avere una storia importante e devono trasmettermi delle emozioni. Sto parlando di castelli, di ruderi, di luoghi abbandonati, di paesi abbandonati, detti paesi fantasma. Uhm, e quindi pubblicavo queste fotografie, le rendevo pubbliche nel mio stato WhatsApp. Durante una lezione, una video lezione coi i miei studenti mi hanno detto: "Ma prof, perché non fa un profilo Instagram con, questi luoghi che lei visita?" E io di lì a poco son rimasta abbastanza spiazzata, ho detto: "Un profilo Instagram io? Vabbè, lo faccio così almeno i miei alunni possono vedere i luoghi nei quali sono stata, i luoghi che ho visitato", e così ho aperto la mia pagina che si chiama Memorie e Tradizioni. Ma ripeto, non mi interessa molto. L'ho aperta così per loro, per i miei alunni, affinché potessero scoprire, dei luoghi vicini a loro, Veneto, Triveneto, che però non conoscevano, e scoprirne anche così la storia, le memorie e le tradizioni. Qualche tempo fa, uhm, Leandro, qui presente, Leandro Schizzi, mi contatta, io non sapevo neanche come si chiamasse, insomma vedo quest'altra pagina più grande, quest'altra pagina Instagram che si chiama Icon, cioè Entertainen e Infotainment Conegliano, e mi contatta questa pagina e mi scrive: "Vuoi collaborare? Ci piace la tua pagina, ci piacciono i tuoi contenuti, vuoi collaborare con noi?" Ehm, io pensavo fosse un'altra persona, okay, un archeologo che io conoscevo già, e ho scambiato Leandro per un'altra persona, e convinta che fosse quest'altra persona che fa parte del progetto Icon, che è quello al quale sto dando adesso il mio primo contributo, e mi dice: "No, io non sono Michele Zanchetta, mi chiamo Leandro." E anche questo mi ha spiazzato, ho detto: "Ma come? E che cosa vuoi da me?" "È una collaborazione, te l'ho scritto, una collaborazione, quello che fai nella tua pagina Instagram fallo anche, ehm, nelle varie piattaforme, in cui i ragazzi possano vederti, raccontale." E ci siamo dati appuntamento a Palazzo Sarcinelli, che è un palazzo di Conegliano, ed è stata la prima volta in cui ho visto Leandro e ci siamo parlati. Ci siamo trovati, in un luogo abbastanza improbabile, perché ho capito che Palazzo Sarcinelli è bellissimo, però ci siamo trovati ci siamo dati appuntamento all'interno della mostra Erotico Contemporaneo. E quindi su questo divanetto, in mezzo a, varie rappresentazioni più o meno erotiche, ci siamo parlati e ci siamo
detti entrambi molto preoccupati per quello che sta succedendo con l'abuso della tecnologia. Voi mi direte: "Sì, ma anche tu stai usando la tecnologia adesso". Certo che lo sto usando, ma suppongo in un modo migliore, rispetto a tanti altri usi che se ne fanno adesso. Cosa ci siamo detti? Ci siamo detti: i nostri alunni, perché anche Leandro ha a che fare con i giovani e ama molto i giovani, i nostri alunni, alcuni dei nostri alunni cominciano addirittura, mi spiegava Leandro, a guardare altre persone giocare con i videogiochi su una piattaforma che lui mi ha detto si chiama Twitch, e poi ho imparato che cos'è, e all'epoca non la conoscevo, all'epoca vuol dire un paio di mesi fa, eh. E io sono rimasta basita. Non pensavo che, i giovani potessero addirittura, ridursi a guardare qualcun altro giocare con i videogiochi. Non è una critica, è una preoccupazione. Non critico chi lo fa. Mi dico preoccupata come insegnante e scusate, anche come persona. Ehm Ci sono altri modi per passare il tempo. Guardare qualcun altro giocare con i videogiochi porta via tempo ad altre esperienze e ce ne sono tantissime da fare, la vita è una sola e spero di aiutarvi a scoprire che anche vicino a casa vostra, ci sono tanti luoghi che raccontano delle storie molto più interessanti di qualcuno che gioca con i videogiochi. L'orizzonte, il vostro orizzonte deve essere infinito, non deve essere a 30 centimetri. La vita è una sola, ok? Non sprecatela così. E un altro motivo che mi ha fatto dir di sì a questo progetto, che ripeto per me è stato del tutto improvvisato, anche adesso non so bene come verrà il video, non me ne frega assolutamente niente. Un altro input mi è stato dato da una mia lezione di geografia a scuola. Stavo spiegando il GPS e il GIS, i miei alunni potranno anche confermare, è tutto vero quello che vi sto dicendo. Stavo spiegando la differenza fra GPS e GIS, uhm, e facevo degli esempi. A un certo punto ho detto: "Ma guardate che il vostro cellulare non prende sempre, quindi, mhmm, provate a usare anche le carte geografiche, le mappe. È bellissimo avere una mappa, andare, sulla cresta delle montagne, fare i rifugi o andare in Cansiglio", avevo nominato il Cansiglio, "con una mappa dei sentieri e orientarsi così, come si faceva qualche decennio fa". E lì una mia alunna molto intelligente, mi ha detto: ma prof, anch'io vado in montagna, vado nei boschi, ma non vado dove non prende il telefono". E io stupita, pensavo fosse una battuta all'inizio, le ho detto: "Ma va, ma sul serio? Cioè, ma scusa, se tu sei in montagna o in un bosco e non ti prende il telefono, cosa fai? Dai, dimmi". E lei mi ha ripetuto: "No, no prof, io davvero non vado dove non prende il telefono". E io le ho risposto: "Ma tu ti ti escludi la possibilità di vedere la parte migliore del mondo così, la parte più bella, metà del mondo, la metà migliore del mondo, quella incontaminata, quella naturale, quella tutta da scoprire, sulla quale è stato scritto poco, che è stata studiata poco". Eppure è così. E questo è stato un altro motivo per il quale ho detto di sì al progetto, ECON, okay, Entertainment Conegliano, di Leandro e di altre persone che gratuitamente, come sto facendo io, si mettono a disposizione dei giovani, ehm, archeologi, altri professori, altre persone di cultura, persone che viaggiano, persone interessate a veicolare storie, memorie e tradizioni più o meno antiche del nostro mondo. Ripeto, non seguite tanto la mia pagina Instagram, che è nata per caso, per un desiderio dei miei alunni, si chiama Memorie e Tradizioni, ma ripeto, non mi interessa davvero. Seguite se volete, io sarei molto più contenta se seguiste la pagina icon, okay, trattino con, che è la pagina madre della mia esperienza, è la pagina gestita appunto da Leandro.
E hai anche altri collaboratori o sei solo tu che gestisci questa pagina? La pagina Instagram sono solo io. Ecco, Dovrei mettere il microfono ausiliario, ma ok. ok. Pagina Instagram sono solo io, però all'interno del progetto Icon ci sono anche i fratelli Zanchetta, Michele e Sì, sì, Fabio, Fabio e Michele Zanchetta. c'è Alicia Pontini e Sì, c'è Cristina Cristina, Martin. sì, sì, sì. E Non ovviamente so se mi ci hai queste, sentito comunque. non importa, diceva, se non avete sentito, che è lui a gestire la sua pagina Instagram, si chiama icon, ripeto, i-con, e, e poi ci sono altre persone che come me si prestano a illustrare delle memorie, delle tradizioni, dei luoghi, ok? A farvi visitare dei luoghi che io spero visiterete anche di persona, non tanto questo che è circoscritto e piccolino, ma vi faremo vedere anche dei luoghi più belli e già molti di essi riguardanti prevalentemente questa zona, ma soprattutto Conegliano, sono già presenti nel canale YouTube di Icon. Bene, questa è l'inquadratura del primo luogo dal quale partiremo con la mia prima visita guidata, fra virgolette, e quindi con la mia prima, il mio primo video, la mia prima esperienza grazie a Icon. Ciao.